buongiorno. Siamo arrivati al terzultimo appuntamento di Libri in Spiaggia e abbiamo il piacere di presentare Italo Moscati con Alberto Sordi, Una vita tutta da ridere, edizione Castelvecchi. Allora, prima di tutto io mi permetto di ringraziare Italo per le bellissime dediche quando mi regala i suoi libri, ma non c'entra. E poi invece volevo raccontare, allora Italo in questo libro è stato pubblicato nel centenario della nascita del regista e attore romano che è stato, diciamo, il comico italiano per antonomasia per lungo tempo, e forse, come emerge anche dal libro, è difficile trovare per lui degli eredi. E nel libro viene ripercorso, come sempre, non solo la figura di Sordi, ma anche quella del cinema italiano ai tempi migliori, diciamo, della Dolce Vita, eccetera. E volevo, partendo da questo, chiedere a Italo Moscati, che non ha bisogno di presentazioni, ma è uno scrittore e regista molto importante, che ha, diciamo, per molto tempo conosciuto, è uno dei più profondi conoscitori del nostro cinema, al quale ha partecipato attivamente come giornalista, come sceneggiatore, come regista di documentari e di film. Quindi diciamo Italo è uno dei patrimoni storici del nostro cinema italiano, uno dei testimoni più autorevoli. Scusate, hai detto patrimonio, parole che mi patrimonio, sei un patrimonio. Quindi volevo, scusate, c'è il cane che abbaia perché sono all'aperto, volevo sapere da Italo appunto che cosa è cambiato nella sostanza nel mondo di Sordi quando si è affacciato al cinema italiano e adesso, cioè è un mondo così totalmente diverso. Beh sì, direi di sì, perché i primi film in cui è comparso Alberto Sordi erano i film che sono stati girati durante la guerra, cioè nel 1940 più o meno, insomma in quegli anni lì comincia a indossare i costumi che il cinema gli offre. Tant'è vero che lui fa un film che si intitola Gli Aquilotti, e che sono tre persone, due uomini e una donna, che sono nell'aeronautica militare e quindi hanno quegli scambi e raccontano la situazione di quell'anno. Nel 1940 Mussolini si affaccia a Palazzo Venezia e dichiara guerra al mondo, diciamo così, in alleanza con Hitler. Allora c'era già una reazione internazionale, naturalmente Inghilterra, Francia e poi Stati Uniti, per combattere questa azione di Hitler che aveva già come dire, cominciato occupando i paesi del nord Europa e poi addirittura entrando a Parigi. Quindi era una situazione in Italia un po' complessa, perché il tema della guerra non veniva affrontato in maniera diretta. C'erano dei film appunto quasi unicamente di commedia, poi c'erano dei film anche che venivano fatti con grande serietà, perché erano dei film per esempio in cui debuttava Rossellini e si incontravano le navi da guerra che entravano in azione nel Mar Mediterraneo. In quel periodo, dal 40, quando entra in Italia la guerra, fino al 43, l'Italia entra in un mondo che è molto diverso. Cinecittà non è più la capitale del cinema che lavora ininterrottamente, le produzioni rallentano, scompaiono quasi i film di propaganda che sono stati girati anche per esempio nella guerra di Spagna, e quindi il cinema in qualche modo era disordinato, non sapeva dove andare. Quello che poteva fare era fare anche dei film che servivano per tirar su un po' il morale della gente, e anche quelli che in qualche modo incitavano all'eroismo, al desiderio di vittoria, insomma alla conquista di un qualcosa
che aveva molto sedotto Mussolini, che aveva accettato di partecipare alla guerra per sedersi accanto a Hitler e avere il suo buon conto, perché l'occupazione tedesca aveva rapidamente preso tutti i paesi del nord europeo e poi era addirittura arrivata a Parigi conquistandola. Quindi il cinema era, con le sue armi e le sue manovre, dominava il cinema, lo dominava, lo condizionava. La cosa che è successa è che Sordi continua a partecipare a dei film che però non sono, diciamo così, di grande livello, sono fatti un po' frettolosamente, anche da registi che erano in qualche modo coinvolti proprio nel fascismo e quindi erano anche autori che raccontavano storie di eroismi del fascismo stesso e anche della guerra di Spagna, perché in un certo momento la guerra di Spagna era vicina anche a delle scelte italiane. Quindi i due paesi si tenevano per mano e andavano incontro non tanto alla vittoria, ma come dire, alla rovina, perché nel 1943, quindi 3 anni dopo, solo dopo il primo film fatto da Sordi, incontriamo la caduta precipitosa di Mussolini, che viene preso, portato sulle montagne dell'Abruzzo e liberato da Hitler, che se lo porta in Germania e gli impone di creare una nuova formazione sia civile che militare, ed è la Repubblica di Salò, che è tutta verso Milano e i paesi del nord, e come cinema invece è molto interessante sapere che è venuto a Venezia non per il Festival di Venezia che è cominciato nel 1932, ma per fare dei film nuovi sull'eroismo, il comportamento, le cronache, i temi della guerra. E tutto era ambientato dove oggi vengono fatte le mostre d'arte e anche le varie manifestazioni del cinema. Il cinema aveva interrotto la sua iniziative che erano cominciate nel 1932 e quindi lì finisce la carriera di Sordi, che poi riprenderà subito dopo. Naturalmente non stiamo a raccontare tutti gli episodi importanti che sono accaduti tra il 43 e il 45. In 2 anni, naturalmente, le forze sia italiane, quelle che stavano ancora con Hitler, sia quelle di Hitler, hanno un loro profondo, una profonda crisi e in qualche modo si dissolvono. Qui possiamo cominciare dal 1948. Il cinema italiano negli anni in mezzo fa poco o nulla. I 10 film che si dovevano girare a Venezia e anche a Milano negli studi appositi occupati dai fascisti e dalla Repubblica di Salò erano praticamente scomparsi. Il cinema italiano rinasce dagli inizi del 1948 con un film tratto da un romanzo che è nella tradizione italiana, Cuore, di Edmondo De Amicis. E quindi è lì che parte non la carriera di Alberto, ma la carriera proprio del cinema italiano. E naturalmente Sordi, che era una persona molto stimata dal punto di vista proprio delle sue caratteristiche di uomo di spettacolo, faceva praticamente tutto. Faceva la radio, che poi dopo continuerà anche nel dopoguerra, faceva la rivista, il varietà, faceva il cinema, faceva sostanzialmente tutto. Era ancora un giovane e era un giovane molto voglioso di fare. Addirittura cantava canzoni cercando di mostrare qualche spezzone della sua vita. Per esempio, la faccenda di un bambino abbandonato davanti a una chiesa. Nella canzone praticamente noi capiamo che Alberto sta parlando di se stesso,
perché i genitori gli avevano dato il nome di Alberto, che era un fratello morto, in cui appunto i genitori avevano ripreso il nome per darlo a questo nuovo nato e ricordarlo con affetto. La reazione di Alberto non si sa se è positiva o negativa. Fatto sta che crea una canzone parlando di questo avvenimento e poi in qualche modo sembra, proprio nel cominciare la sua attività, che sta, non dico cambiando idea rispetto a quello che era successo alle sue spalle, che lui è sempre stato in qualche modo non schierato, ma era una persona che certamente non aderiva al fascismo, sia quello del bellico sia quello dell'immediato dopoguerra. Era una persona che cercava una nuova strada. E allora che cosa era accaduto? Era accaduto che gli americani erano venuti e lui subito comincia a fare dei film che raccontano questo intervento degli alleati. Fa un film in cui, per esempio, c'è una scena famosa in un suo celebre film in cui entra in casa vestito da ragazzo praticamente, era comunque giovanissimo, si siede a tavola e comincia a lamentarsi per i cibi d'origine americana che sono sulla tavola stessa e dichiara che non li mangerà mai, li mette da parte e si tuffa in un piatto di pasta. Con questa simbologia, diciamo, lui segna che il suo destino è cambiato, forse resta quello che era ideologicamente, ma certamente non aveva, come dire, intrecciato troppo le sue ragioni di esistenza e di lavoro con il regime, però con gli americani si trova, devo dire, contemplato con molta simpatia, perché la sua comicità era una comicità molto fanfarona, rumorosa, un po' quello che facevano gli americani, che forse avevano più capacità di formare i temi dei film e di sceneggiarli. E invece Alberto andava a piede libero. Ogni film che gli veniva presentato, lui lo faceva ed erano storie di gente che viveva a Roma, già storie anche di scontri tra ragazzi lungo le rive del Tevere e altre storie ambientate nei posti di polizia, perché l'Italia allora riprendeva anche, come dire, situazioni che facevano intervenire appunto non solo le guardie, i vigili, ma anche addirittura i tribunali. E però poi lui continuava a fare la radio, ripeto, e guardava quella preparazione di televisione che poi veniva molti anni dopo, cioè praticamente nel 1954, ma dal 48 al 54 lui fa una serie di film, sarebbero, devo dire, quasi impossibile raccontarli tutti, vanno oltre i 200 e sono i titoli che poi nel fatto che appunto è accaduto in questi giorni in cui viene celebrato il centenario, che non è un centenario vero, ma insomma è un ricordo di una persona che si è voluta in qualche modo celebrare con questo centenario, sono stati proiettati in tutte le televisioni possibili, dalla RAI alle televisioni private. Perché questo? Perché l'idea che lui fosse la persona rappresentante della personalità italiana è vera in un certo momento. Era un comico per alcuni film, ma per altri era un comico impegnato, cioè nel senso che mentre faceva film che erano quelli ambientati nel mondo del varietà o film comici che avevano solo, come dire, lo scopo di far vedere i dialoghi romaneschi, la vita dei ristoranti, la vita di quelle barche che stanno sul Tevere, che erano come spiagge marine, dove si andava lì non solo a prendere il sole, ma anche a intessere storie d'amore. E però lì, ecco, lì succede qualcosa di importante, che nel cinema ci sono stati
i neorealisti, cioè Rossellini, lo stesso Fellini e altri, che fanno film imperniati sulla guerra e le conseguenze naturalmente su tutto il paese. È lì che il grande, chiamiamolo così, grande, perché effettivamente con Totò è stato l'attore, ma anche il regista e anche lo sceneggiatore, che ha creato tutte queste storie di giovani, di persone che comunque sia individuava come persone da ritrattare in maniera grottesca. Per esempio, lui fa il vigile, addirittura come tale licenzia un sindaco, insomma è pieno di iniziative anche che sono politiche contro, diciamo, quello che era un paese che stentava a trovare la sua verità e attaccava proprio questo costume, continuerà a lungo in questa sede, partecipando anche a tutta una serie di commedie sentimentali con le attrici che erano di quel tempo di moda, so, Sofia Loren, Anna Magnani, ed era effettivamente un grandissimo cinema, perché aveva bravi registi, bravi attori e soprattutto un grande pubblico, un pubblico che cercava quelle cose per ritrovare un paese che era squinternato, era stato bombardato, aveva vissuto la fame e quindi lui diventa da un certo momento in poi, e se ne accorge Fellini, uno dei protagonisti della storia italiana che cammina. Fece un ruolo nei film I Vitelloni, lo cito perché effettivamente è il titolo più importante che capita nel 1952 ed è uno dei primi film di Fellini con cui avrà una lunga amicizia e simpatia reciproca. Ora, nel 52 lui non è più solo il comico, è sì colui che ha fatto alla radio delle cose veramente spassose, sempre un po', come dire, un po' assurde, ma la commedia dell'assurdo, della battuta, in qualche modo anche irriverente, spettacolare, è sempre stata una delle sue capacità, anche perché bisogna ricordare che lui passa per essere un comico, in realtà è un comico rancoroso, è un attore che è capace a fare anche, diciamo così, dei personaggi sgradevoli, personaggi che cercano di guadagnare in maniera non corretta quello che ottiene, ma nello stesso tempo anche attacca i padroni che invece non aiutano gli operai, anzi li sfruttano, ne schiaffeggia uno durante una festa, quindi era un personaggio che aveva nelle sue possibilità di essere credibile. E lì si è aperta come una polemica, ma era un comico o era semplicemente una persona che ripeteva, forse fino a stancarsi, questo macchiettismo che riguardava la nostra società, che andava incontro alla dolce vita. Beh, io sostengo il fatto che lui sia stato, con i suoi registi e i suoi sceneggiatori, capace di inventare un racconto sull'Italia che era di quella degli anni 50 e 60. La quantità di film che ci sono erano tutti firmati da registi che, per esempio come Dino Risi, cioè grandissimi registi. Lui ha fatto un film con Dino Risi come di un ex partigiano che si ribella a un industriale e lo schiaffeggia di fronte al pubblico durante una festa, e quindi era un personaggio che con queste sue oscillazioni, con questo tentativo di mostrare anche come nella Roma di quel tempo era piena di palazzinari che costruivano a rotta di collo per interesse chiaramente, palazzi che non avevano poi tutta questa solidità e che comunque occupavano le strade e non facevano neanche appunto lì i garage per mettere le macchine, ed è stata una delle rovine dell'immediato dopoguerra appunto a Roma. Ora, è impossibile ricordarli tutti. Io mi sono anche scritto qualche titolo perché sono 500. E allora, questi 500 qui sono tutti uguali? No, anzi dirò che molti di questi film sono dei film che hanno un certo non valore.
Però ce n'è uno che lo voglio dire, visto che siamo a Venezia, un film che si chiama Venezia, la luna e tu, che è di Risi, il regista di Milano che era sceso a Roma e che aveva, come dire, aveva conquistato dei posti importanti come regista che analizzava, dopo essere stato in campo di concentramento, un'Italia dove i registi tornavano, come Giorgio Strehler per quanto riguarda il teatro, e lo stesso Dino Risi che era stato in un campo di concentramento. Poi sono sempre film suoi che trovano un valore anche nei rapporti con attori straordinari. Per esempio La Grande Guerra, sono passati 7 anni dal 52 quando fa Fellini, e questo film è un film di Vittorio De Sica, in cui, no, di Monicelli, con cui il protagonista è appunto Vittorio De Sica, e siamo, come dire, al centro di un film che è non solo bello, ma è proprio uno dei film più importanti che siano stati fatti con lui protagonista insieme al grandissimo Vittorio Gassman. Un altro film meraviglioso, sempre su quella strada, è tutta di Comencini, Tutti a casa, e che è sul giorno in cui ci sono delle truppe italiane rimaste nei campi di concentramento che si accorgono che i tedeschi voltano le armi contro di loro perché c'è stato l'armistizio. La notizia non è stata preparata e propalata in maniera tale da informare tutti, e quindi è una specie di shock per i soldati italiani, e quindi c'è una specie di una fuga, una dispersione, tutti a casa, era il titolo, proprio per dire che la guerra non era amata perché i bombardamenti alleati erano pesanti, e cominciano dei film di grande polemica. Cioè, per esempio, ce n'è uno che si chiama Il Boom, che è di Vittorio De Sica. Questo film racconta la storia di un signore che ha deciso di cambiare, cioè di trovare una soluzione alla sua cecità, e cerca e trova sordi disposti a cedere il suo occhio. È un film un po' diverso, nel senso che mentre in tutti i film, anche anche abbiamo visto questo sulla guerra, della prima guerra mondiale, appunto la Grande Guerra, ci troviamo di fronte a una persona che cinicamente cerca di entrare in questa, poi dopo non accadrà, ma il film raccontato da De Sica è una illuminazione su quello che è la speculazione, l'affarismo, tutto ciò che nel paese sta un po', come dire, facendo dimenticare le premesse della resistenza e anche le promesse del dopoguerra. Quindi è una specie di cominciano a denunciare e a mostrare quanto sarà difficile nel nostro paese per rimettere in ordine le cose. Quindi una parte di questa critica violentissima, in cui non si ride molto, perché sono anche, sì, anche dei film che hanno dei paradossi divertenti, ma la lezione del passato è mostrata come un elemento, come dire, difficile, quasi mortale per una società che sta ripetendo a vivere. E poi c'è l'altro fatto importantissimo, la Hollywood sul Tevere. La Hollywood sul Tevere è qualcosa di profondo, di cambiamento del nostro cinema. Arrivano come se fosse una specie di occupazione i soldati americani, arrivano perché sapevano del cinema italiano, avevano conosciuto qualche regista, gli italiani non sono mai andati in America, lentamente sono riusciti a lavorare anche là, un po' per paura, anche un po' per colpa loro, ma anche per le difficoltà appunto di fare un cinema in un paese che ha delle regole e anche una potenza economica incredibile. Però appunto quel periodo, la Hollywood sul Tevere è una serie di film ambientati a Roma, e quindi arrivano a Via Veneto, che è una strada che va da Villa Borghese fino al centro di Roma, sono 300 metri, non di più,
è piena di alberghi, arrivano tutti i grandi attori. Mel Ferrer, Audrey Hepburn, non viene Marilyn Monroe, l'unica che non viene, ma gli altri tutti famosi, anche meno famosi, i culturisti americani, cioè quelli che interpretano le parti, diciamo, dei romani, sono presenti. Ma è una presenza che entra nel cinema occupando Cinecittà, entra nei ristoranti dove ancora oggi ci sono le fotografie, e in questo Alberto Sordi si trova felicissimo, frequenta le feste, partecipa a delle strane irruzioni in motocicletta dove ci sono dentro ai ristoranti, dove ci sono registi o produttori, e mimicamente gioca con le persone. Insomma, era una persona, una specie di discolo che si accompagnava a questo fervore che comunque sia era tale da far definire la Roma di quel tempo come la Hollywood sul Tevere, ed è un mito che resta ancora. E quindi eccomi, io se vuoi posso andare avanti verso la conclusione o mi vuoi fare una domanda? Alle domande che ti volevo fare c'era una in rapporto a Roma, ma hai dato la risposta, nel senso che ti volevo chiedere, dato che ormai purtroppo mancano pochi minuti, ti volevo chiedere se Sordi sarebbe stato lo stesso secondo te se non fosse stato romano, però proprio una risposta al volo, cioè quanto Roma è stata importante per lui. E con questo poi, con la tua risposta, io concluderei questo collegamento che è stato interessantissimo e potremo stare delle ore come sempre. No, certamente. Ringrazio. Dire, la storia di Sordi non si può raccontare in un tempo limitato, perché sono 200 e passa i film, anzi forse addirittura anche sui 100. Volevo soltanto citare il fatto che con lui, con la simpatia con Fellini è sempre stata, come dire, l'ha unito a un altro personaggio che è venuto però da Rimini, che però abitava poi a Roma perché la madre era romana, e quindi hanno raccontato in maniera straordinaria anche il periodo della Hollywood sul Tevere. Alberto Sordi ha solo un grande cruccio: non è andato all'estero se non per girare i comportamenti di italiani quasi sempre rivolte a delle ragazze, a delle ambizioni in qualche modo di emigranti, e nello stesso tempo però non ha avuto l'invito da registi americani per andare a interpretare qualcosa lassù. Non, ci teneva moltissimo, ma il suo modo romanesco, forse anche questa sua irruente capacità ironica di vedere come stava cambiando Roma, non sempre bene, era tale per cui c'era una ferocia drammatica nel dipingere situazioni che in qualche modo, più che essere divertenti, erano dolorose, bisogna dirlo, benché lui non abbia mai dimenticato, per esempio, in quel modo di prendere in giro la televisione sui personaggi che c'erano, il famoso dentone che vince un premio in televisione mostrando una dentatura mostruosa, e però essendo capace di rispondere a qualsiasi domanda, era in qualche modo una critica al mondo dei quiz che occupavano la televisione. È un personaggio, per concludere, che è stato molto forte, molto vivo, ma è molto discusso ancora. C'è delle persone che a un certo punto non hanno capito che la capacità e l'intelligenza di Alberto Sordi era stata anche quello di rovesciare come dire, la struttura, il comportamento dei comici, rovesciandoli e facendo personaggi a volte sgradevoli e comunque sia colmi, comunque così invece di verve e anche di capacità interpretativa. Io ringrazio tantissimo Italo Moscati per questa presentazione magistrale veramente del suo libro, e Alberto Sordi, Una vita tutta da ridere, edizione Castelvecchi, che è veramente da leggere perché
racconta tantissimo, tantissimo, tantissimo. Grazie. Grazie a voi.